All'alba vincerò. Quante volte abbiamo sentito cantare o abbiamo noi stessi fischiettato l'aria del Nessun Dorma, hit assoluta della Turandot, nonché brano che ha contribuito a portare all'attenzione del mondo la lirica italiana. Se dobbiamo la musica al genio di Giacomo Puccini, siamo debitori della favola dell'algida principessa cinese dal cuore di ghiaccio a Carlo Gozzi, che la scrisse nel 1762 per il Teatro di San Samuele. Siamo all'apice della lotta tra antico e nuovo, tra innovazione e conservazione teatrale. E Carlo Gozzi, apparentemente, vince la sua battaglia col suo più diretto antagonista, nonché omonimo, il riformatore Goldoni. Gozzi è un conservatore e un aristocratico, è legato ai ritmi della città e a quanto apparentemente immutabilmente vi avviene da millenni, da secoli. Nasce il 13 dicembre 1720, sesto degli 11 figli del conte Jacopo Antonio Gozzi e di Angela Tiepolo, e la sua formazione in realtà è tutt'altro che tradizionale, perché per sopravvenute cattivissime condizioni economiche della famiglia deve affidare la sua educazione a preti di città o a curati di campagna, contrariamente ai due fratelli maggiori Gasparo e Francesco, che invece ricevono una educazione di prim'ordine. Ed è forse per l'insoddisfazione, per il senso di rivalsa, per l'emulazione che ha verso il fratello Gasparo, che fin da giovanissimo mostra di poter diventare, cosa che farà, un letterato di altissima qualità, che Carlo Gozzi decide di darsi una formazione da autodidatta, inizialmente con lo studio degli scrittori toscani, della letteratura toscana dal 300 al 500, e poi anche affidandosi a Giovan Battista Basile e al suo Cunto degli Cunti, che sarà così determinante poi nella scelta di alcune delle favole che deciderà di rappresentare nei teatri veneziani con grande successo di pubblico. Carlo Gozzi ha un carattere ispido, non è facile, è sempre alla ricerca di un antagonista, retaggio forse del servizio che lui prestò come soldato nell'esercito veneto per 4 anni, tra il 1740 e il 44, in Dalmazia. Passato questo periodo ritornò agli studi con successo e con un tale senso di rivalsa che divenne l'elemento di spicco dell'Accademia dei Granelleschi, fondata nel 1747 dal fratello Gasparo, con l'intento di preservare la letteratura toscana da elementi di disturbo stranieri, diciamo così. Entra nell'Accademia a fronte di alcuni scritti satirici molto intelligenti. Chiaramente la satira e la burla sono la sua cifra, e a quelle si dedicherà a lungo. Nel 1757, alla fine del 1757, scrive La Tartana degli influssi per l'anno bisestile 1756, con cui attacca le permissive dottrine dei lumi e la recente letteratura che quelle degradazioni sociali e morali agevola e veicola.
e attacca frontalmente due drammaturghi molto diversi tra loro che più di altri sono impegnati in questa riforma teatrale, che sono Pietro Chiari e Carlo Goldoni, che vengono raffigurati come due buffi spadaccini che si scambiano fendenti disordinatamente e in maniera proibita in mezzo a una folla tumultuante. Sono appunto coloro che lavorano un tanto a pezzo, scrivono troppo e troppo sciattamente, rubano idee e mescolano linguaggi, importano dalla vicina Francia Marianne e filosofesse, le interpreti più aggiornate dei perniciosi comportamenti e le trasferiscono in palcoscenico. Ne nasce un quinquennio di scambi accesissimi, specialmente con Goldoni, in merito alla preservazione del linguaggio e alle modalità di rappresentazione. Nel contempo Gozzi scrive per Antonio Sacchi, che è un bravissimo arlecchino e un capocomico, la cui compagnia è però un po' in disarmo, alcune fiabe teatrali, saranno 10 alla fine di tutto, mutuando le prime proprio dai Conti di Basile. Le Tre Melarance viene messo in scena, l'amore delle Tre Melarance viene messo in scena nel gennaio del 1761 al San Samuele con grandissimo successo di pubblico e viene seguito di lì a poco dal Re Cervo e dal Corvo. Gli anni successivi, immediatamente successivi, saranno dedicati all'Augelin Belverde, alla Donna Serpente, alla Zobeide, ma soprattutto alla Turandot, il cui successo, il cui straordinario successo convince Antonio Sacchi a spostare le rappresentazioni al teatro di Sant'Angelo, che è molto più grande. Dopo lo smembramento della compagnia di Antonio Sacchi, però inizia anche un lento decadimento, nel senso che queste favole, molto apprezzate anche da Goethe e da Madame de Staël, fra gli altri, finiscono molto presto nel dimenticatoio. Si salva la Turandot perché viene tradotta da Schiller e sarà poi fonte di ispirazione per Puccini, appunto. Però venuti meno anche i duelli teatrali con Goldoni e Pietro Chiari, che entrambi se ne vanno da Venezia e quindi perduti i diretti antagonisti e perduta quindi la sua verve perché lui aveva proprio bisogno di qualcuno con cui scontrarsi. Ecco che anche lui inizia a declinare, si ritrova a scrivere lui stesso un paio di commedie con tutti i dialoghi non lasciati all'improvvisazione, cosa che aveva fortemente esecrato in Goldoni, per esempio. E nel 1777 incappa in un incidente perché scrive una commedia molto offensiva verso il segretario del Senato, Pietrantonio Gratarol. Ne nasce uno scandalo fortissimo che è in qualche modo il segno finale del suo decadimento. Carlo Gozzi scriverà ancora non più delle commedie, ma delle tragedie, nelle quali tenterà addirittura di inserire degli elementi di novità, elementi burleschi all'interno, che comici all'interno delle tragedie, ma anche questi non capiti e non apprezzati dal pubblico. E si spegnerà quindi in un lento declino, non riuscendo a stare al passo coi tempi che aveva tanto osteggiato e finirà per morire nel 1806 a Repubblica ampiamente caduta, in una Venezia che non lo riconosce più e che lui stesso non riconosce.